ospite in studio Flavio Musolino. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Annette, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Abbiamo qua il presidente della Lega Navale Italiana sezione di Taranto, che sta per raggiungere un bel compleanno. Beh sì, ormai è cosiddetta la vecchia signora, ormai la Lega Navale di Taranto, perché il giorno 17 marzo festeggiamo i 125 anni 125. di storia. È un risultato veramente importante, è una delle sezioni più antiche d'Italia, è 1901, quindi mamma mia, che bello, una ricorrenza particolare, un evento insomma che rappresenta per la città, insomma, anche un orgoglio avere insomma ospitare un'associazione centenaria come la nostra. E in vista di questo bel compleanno ci sarà una serie di eventi, diversi eventi, intanto 20, 21 e 22 se non sbaglio. Sì, 20, 21 e 22 ci sono alcuni degli eventi che poi faremo durante tutto l'anno. Ovviamente siamo ancora all'inizio della stagione e, diciamo, per il momento faremo degli eventi che riguardano, diciamo, la domenica faremo un open day, quindi dedicato un po' a tutti quelli che vogliono conoscere gli sport che pratichiamo, che poi sono tutti gli sport nautici più importanti, dalla vela alla canoa, al canottaggio, alla canoa polo. Quindi ci saranno i nostri istruttori che consentiranno a chi vuole fare una prova di usare le nostre. Quindi si può venire e fare proprio la prova, tipo andare in canoa. Si fa una prova, ci saranno i nostri istruttori che aiuteranno chi vorrà insomma a fare un giretto di prova, a passare speriamo che ci sia un bel tempo, quindi ormai dovrebbe una bella esserci giornata, sì. Già da oggi abbiamo un po' iniziato a respirare un'aria diversa, sì, questo sole è bello, infatti così sarà. Tra le altre cose, insomma, queste attività che tu mi insegni si svolgono tutto l'anno. Sì, non lo facciamo tutto l'anno. Quindi va bene, anche se c'è un po' il tempo così, però sicuramente andiamo verso la primavera. No, ma comunque, ripeto, soprattutto con i ragazzini testiamo che effettivamente chi fa sport all'aperto tutto l'anno, tra l'altro siamo là di meno, quindi è proprio vero. E poi ragazzi, più sostenibile questo mito che si va al mare solo d'estate. Esatto, e poi più sostenibile di così si muore, perché o con i remi o con la vela, quindi con la propria forza, il proprio spirito e poi la voglia veramente di mettersi in gioco, di partecipare. C'è una bella cosa in questo mese, tu mi dicevi prima che il mese marzo dedicato alle donne, e c'è anche un bel riconoscimento per la squadra femminile. Sì, l'ennesimo riconoscimento, voglio dire, dopo quello che abbiamo avuto dal comune, dopo l'eccellenza della regione Puglia di alcuni anni fa, lo scorso anno la nostra squadra femminile di Voga, Lancia 10 Remi, si è direi riconfermata per l'ennesima volta campione d'Italia. Sono un orgoglio della nostra sezione, un'eccellenza della nostra città e come quasi tutti gli anni organizziamo Donne in Barca e solitamente lo facciamo in occasione della festa della donna. Questa volta abbiamo voluto cogliere l'occasione per farlo all'interno dei festeggiamenti dei 125 anni, per cui chi vorrà potrà fare un giro in barca, avrà praticamente l'onore, se vogliamo, di stare in barca con la squadra femminile. Campione d'Italia, e bello. Ovviamente con l'obiettivo di appassionarsi comunque a uno sport che è molto bello, tra l'altro non ha limiti di età, per cui noi abbiamo donne anche di 50, di 60 anni, quindi anche un po' più avanti. Perché è quello che si fa così, giusto? Sì, si fa con le lanciarremi sulle barche di legno. Sì. Bello, quindi sulle barche di quante persone sono minimo? Sono 10, 10 più il timoniere. Ok, che il timoniere cosa fa? Il timoniere timona la barca dalla direzione della barca, solitamente usa la frusta per frustare le nostre. No, scherzo. Ovviamente sì, dà il ritmo, siccome poi si fa all'interno di un percorso dove bisogna girare intorno delle boe, giusto. Ovviamente. Io insomma così non immaginavo, invece il ritmo è importante per essere coordinati tutti ma poi insieme. Ripeto, al di là di tutto, siccome lo facciamo sotto la rotonda del lungomare, è anche bello, diciamo, durante la settimana negli orari pomeridiani, che poi siccome lavorano tutti, no? Quindi ovviamente lo fanno con grossi sacrifici, dalle 2 alle 3 e mezza di pomeriggi infrasettimanali, è possibile vederli insomma allenarsi e sentire anche le urla del nostro ragazzi, del nostro timoniere che deve dare il ritmo, perché è anche un'attività di coordinamento, cioè devono andare tutte insieme. Perché 10, se ognuno va, insomma, per i fatti suoi la barca non gira su se stessa. Assolutamente. E quindi diciamo è un modo anche questo per avvicinare nuove persone, perché ovviamente siamo aperti a nuovi
nuovi non solo femminucce, ma anche maschietti, perché abbiamo anche la squadra maschile che comunque è arrivata seconda, non è che è arrivata proprio, però quella femminile è arrivata quella femminile, diciamo, abbiamo no, bravi tutti, tra l'altro saranno premiati, come anticipavi te, il giorno 15 dall'Associazione della Polizia Penitenziaria, l'ennesimo riconoscimento che mi toccherà presenziare tocca andare, ricevere insieme alla squadra. Va bene, allora noi facciamo così, ci sentiamo un pezzo. Perfetto. Torniamo in onda tra poco, mi raccomando, restate con noi. Nostro ospite Flavio Musolini, la carica, noi siamo alla carica perché ci piacciono gli sport che si possono fare tutto l'anno nel nostro territorio, così come fa la Lega Navale Italiana nella sezione di Taranto, 125 anni il 17 marzo, quindi un grande compleanno, ci saranno grandi festeggiamenti nella quotidianità, no? Se volessimo raccontare come facevamo prima la Lega Navale qui nella sezione di Taranto. È bello, no? Vedere i ragazzi che arrivano, sta cambiando un po' qualcosa, no? Nel senso che forse meno ragazzi si allenano, poi mi dicevi che c'è una richiesta di istruttori. Sì, abbiamo tanti ragazzini, il problema nostro della città di Taranto è che finita la scuola poi vanno via, quindi ed è un peccato perché secondo me si possono creare delle professionalità perché c'è una carenza di istruttori e quei pochi che ci sono ovviamente sono super richiesti, e comunque guadagnano bene, poi si portano tranquillamente giù uno stipendio senza quindi potrebbe essere un lavoro per i ragazzi. Assolutamente sì, poi tra l'altro un bel lavoro perché sei sul mare, sei all'aria aperta con le persone, con i ragazzi, fai movimento e volevo chiamarlo lavoro. Io chiamerei più un hobby, un divertimento. Comunque ci sono delle responsabilità perché si parlava proprio prima del fatto, insomma, che quando hai a che fare con i minori comunque ci vuole la massima attenzione. È quello che noi ci teniamo molto a dire quando vengono i genitori, al di là dell'aspetto tecnico di formare un potenziale campione, perché poi i genitori vogliono sempre quello. Noi puntiamo molto sul fatto che quando vengono giù alla Lega Navale le famiglie devono stare tranquille, no? Perché i bambini stanno in un ambiente controllato, in un ambiente protetto, sano, un ambiente protetto. Noi qua invece stiamo vedendo una bella regata, sta andando in onda una bella regata. Raccontaci cosa è stato. Sì, abbiamo fatto all'inizio del mese una regata di Opeskift, sono delle imbarcazioni a vela deriva per ragazzini under 17 e under 13, sia maschile che femminile. È la seconda volta che lo organizziamo come Lega Navale qui da noi e hanno partecipato una quindicina di circoli provenienti da tutta Italia, anche dall'estero, quindi bene, una valenza anche internazionale e un'ottantina di atleti. Tra l'altro comunque a Taranto abbiamo una buona partecipazione, il nostro circolo ha una decina di ragazzi. Bellissimo, nella classe Opeskift. Quindi sono venuti da fuori per partecipare. Cosa hanno detto di Taranto? Abbiamo avuto delle giornate splendide, quindi, meno male. Tra l'altro la maggior parte è venuta accompagnata dai genitori che hanno avuto modo anche di apprezzare la città. Quindi sono rimasti qualche giorno. Sì, hanno parlato benissimo della città, di come si mangia, insomma, dell'accoglienza che hanno ricevuto. Abbiamo fatto, a mio avviso, delle ottime prove in vista dei Giochi del Mediterraneo, quindi abbiamo dato un'ottima idea della città. Poi qualcuno ha potuto anche vedere la città dal mare ed è tutta un'altra, ed è una poesia, è una roba pazzesca, un fascino particolare. Sì. È vero, bello fare tutte queste cose. Poi, come dici tu giustamente, è un momento e se sarà così, gli eventi a mano cresceranno, perché ci sarà questa preparazione ai Giochi del Mediterraneo, quindi tra i ragazzi, tra le squadre, ma anche tra le persone comuni, turisti che arrivano, la vivono come città. Noi lo vediamo perché negli ultimi anni, quando abbiamo proposto Taranto e la Lega Navale per organizzare anche eventi come l'anno scorso, l'evento internazionale del Trofeo Filippi, riceviamo un'attenzione particolare da parte delle istituzioni, non solo locali ma anche nazionali e internazionali. C'è voglia di venire a Taranto, c'è piacere, abbiamo ricevuto tanti complimenti, ci chiedono il prossimo anno già di riproporre il nostro dossier di candidatura per riportare nuovamente. Giusto, io penso che lo farete. Stiamo dando una bella immagine di noi, insomma ci teniamo, perché ripeto, questo è un anno molto particolare per Taranto, dobbiamo approfittarne, insomma. È giusto così, è giusto, è nelle cose, no? Questo. Grazie Flavio per essere stato qua nei nostri studi. Buon lavoro a te, a tutti quanti i ragazzi della Lega Navale Italiana sezione di Taranto. Noi ci vediamo alla prossima, quando ci saranno poi da dare tutte le altre notizie, intanto tutti gli eventi che potete seguire anche sul sito della Lega Navale Italiana, sui social Facebook e Instagram. Grazie al
presidente Flavio Musolino, e buon proseguimento, alla prossima. Grazie, buona giornata a tutti.